Due disastri sfiorati a San Basilio e Riva Sette Martiri hanno accelerato, se mai ce ne fosse stato bisogno, la necessità di chiarire il futuro della crocieristica a Venezia. Le diverse visioni che sul tema dividono, non senza polemiche, il sindaco Brugnaro al ministro Toninelli, hanno infiammato il dibattito delle ultime settimane, ma Venezia non può aspettare ancora. Si decida, io sento parlare di un decreto che si chiama Clini Passera, è come se lo chiamassimo Giulio Cesare Traiano, adesso sono un po' sfasati con le date Giulio Cesare Traiano, ormai siamo alla preistoria, nel senso che siamo nel 2012 a febbraio, un decreto che prevede che le grandi navi sopra le 40.000 tonnellate se ne vadano fuori dal canale della Giudecca, del bacino San Marco, si applichi il decreto, si trovi una viabilità alternativa e la si finisca lì. Toninelli ha paventato la possibilità di utilizzare delle banchine temporanee come soluzione provvisoria, in attesa di una soluzione definitiva che, e su questo sono tutti d'accordo, deve essere trovata in fretta. Se poi qualcuno vuole le grandi navi fuori dalla laguna, allora mi chiedo come mai ancora non si sono posti il problema delle grandi navi petroliere che sono in laguna. Allora fuori anche quelle, via anche Marghera, via tutto. Io sono assolutamente d'accordo con chi protesta, l'ho sempre detto, non ne faccio una questione di principio, però non spetta a noi decidere. Il ministro l'ho incontrato, dice di avere una soluzione, ce la presenti e cercheremo di capire. Particolare scalpore ha fatto poi la seconda uscita di una nave da Venezia il giorno dopo l'incidente sfiorato in Riva Sette Martiri, nonostante le condizioni meteo fossero, se possibile, ancora peggiori. Io non me ne intendo di ste robe, dico solo che il buon senso, che è quello della signora Maria, che mi porto in capo in questo momento, mi verrebbe da dire, cavoli, ma con le condizioni meteo debbono far decidere qualcuno di far uscire o no le navi. A noi non ci interessa se questi hanno un programma da rispettare. Le condizioni meteo debbono essere chiare e deve essere, immagino, la capitaneria di porto, non so chi, che dirà puoi uscire oppure no. Lo si fa per tutto, non capisco perché questi possano. Io ho visto le immagini, sono raccapriccianti quelle immagini.